oggi secondo appuntamento di calcio tra una rappresentanza delle Polizia di Stato e i ragazzi del centro di Comitini, Santa Elisabetta e Racalmuto. Sì, oggi è la giornata conclusiva di una serie di manifestazioni, sia a livello culturale che sportivo. Oggi i nostri ragazzi scontrano i ragazzi della Polizia di Stato, amici della Polizia di Stato, in un incontro amichevole. Questo vuole segnare una giornata di festa, una giornata di condivisione volta alla piena integrazione, che poi è il fiore all'occhiello delle attività che l'Associazione Culturale Cometa porta avanti ogni anno in questo periodo che è la giornata mondiale del rifugiato, proprio per ricordare che questi ragazzi che hanno attraversato il mare, che veramente hanno rischiato la vita, qui inseguono un sogno e questo sogno deve essere condiviso in queste bellissime giornate. Ci sono altri appuntamenti a Comitini prossimi? Sì, allora, altri appuntamenti, il giorno 3 la festa del tricolore a Comitini e poi il 4 e il 5 luglio un'attività formativa, un seminario condotto dalla professoressa Tiziana Tarsia dell'Università di Messina con come argomento centrale la comunicazione e soprattutto il lavoro d'equipe. I ragazzi hanno ben risposto a questi due eventi con molta allegria, con molta simpatia, ma in particolare con molta partecipazione. Allora, devo dire che questa attività nasce proprio da una richiesta da parte dei ragazzi. In una giornata qualsiasi uno dei ragazzi, Simca, un ragazzo di Racalmuto, ci ha chiesto proprio questo, l'organizzazione di un torneo, e noi abbiamo pensato proprio di organizzare e coinvolgere gli amici della polizia, proprio perché a noi interessa avvicinare i nostri ragazzi a un organismo così importante come quello della Polizia di Stato, che loro vedono solamente al momento dello sbarco e quando devono comunque portare avanti i loro documenti. Nel momento di integrazione oggi c'è una rappresentativa della Polizia di Stato e i ragazzi del centro di Racalmuto, Comitini e Santa Elisabetta con una bella partita. Una bellissima partita, sicuramente una partita che ha un valore aggiunto rispetto a un qualsiasi altro evento sportivo. La Polizia di Stato, la Questura di Agrigento e in particolare l'Ufficio Immigrazione che ho il privilegio di dirigere ci tiene particolarmente a partecipare a questo genere di manifestazioni. Oggi si concludono tutta una serie di eventi connessi alla giornata mondiale del rifugiato. Il senso è quello di certificare la vicinanza delle istituzioni agli organismi che in qualche modo partecipano alla gestione del fenomeno migratorio e lo fanno con tutte le loro forze e con sforzi immani alla pari di quanto non avvenga all'interno delle istituzioni. La Polizia di Stato quindi oggi cristallizza un concetto importante, cioè il fatto che la gestione amministrativa delle pratiche connesse alla migrazione di cittadini stranieri dal nostro territorio ha qualcosa dietro, cioè non si tratta di pratiche meramente amministrative, ma si tratta di persone con una storia, con un vissuto e che anche loro fanno degli sforzi immani per provare ad integrarsi nel nostro territorio. Ecco, la Polizia di Stato ha un onore e un dovere nel dargli questa possibilità e nel mostrarsi assolutamente disponibile a garantire questo. Insomma, il lavoro impegnativo è il vostro, il lavoro è sicuramente delicato, le dicevo proprio per questo aspetto particolare, a differenza di altre attività amministrative, questa come poche altre consentono, se lo si vuole, se lo si fa con attenzione, di analizzare tutto quello che sta dietro alla singola pratica amministrativa, al singolo straniero, quindi consente di creare un rapporto empatico che se da una parte arricchisce dal punto di vista professionale, certamente arricchisce dal punto di vista umano. Come ti chiami? Mi chiamo Ayuba Touré. Allora, oggi qui al San Leone questa partita di calcio con alcuni giocatori in rappresentanza della Polizia di Stato. Sì, che ne pensi? Sì, è troppo importante perché fa parte di integrazione, capisci? Siamo molto contenti, si ringrazia tutti gli italiani per questa organizzazione molto importante. Capisci? Noi siamo qua, c'è tanta raccoglienza qua in Italia, siamo troppo contenti.
ringrazio tutti gli italiani, ringrazio tutti gli organizzatori, tutti i responsabili di comunità, operatori di comunità per questa organizzazione. Grazie mille, grazie a tanti italiani. Da dove vieni tu? Io sono di Guinea, Nuova Guinea. Ah, quindi ti sei integrato qui in Italia, Sì. sei in Sicilia, ti piace stare con noi? Sì, mi piace l'Italia, io sono qua da un anno, poco, 6 mesi così. Però parli bene già la lingua, quindi vuol dire che hai avuto modo di studiare, no? Meno male, io studio a Santa Elisabetta, ho iniziato a Raffadari, è là che io sono comunità di minore. È passato bene, anche questo anno abbiamo fatto l'esame, è passato troppo perfettamente. Siamo troppo contenti per tutti gli italiani, siamo tutti contenti qua. Ero orgoglioso di aver fatto parte di questa manifestazione. Oggi si celebra la giornata del rifugiato e quindi ci siamo ritrovati qui per questo triangolare di calcio. Un grazie a tutte le associazioni che ogni giorno si spendono per questi ragazzi, queste persone che scappano da una terra martoriata in cerca di una vita, di un futuro migliore. Fiero orgoglioso di avere l'associazione Cometa, dei comitini che ogni giorno si spendono per questi ragazzi, come dicevo, ma un grazie anche ai miei cittadini che realmente accolgono queste persone e ogni giorno li fanno sentire a casa propria. È bello questo, no? Per È bello, sì. una città come Comitini. Anche noi a Comitini li teniamo sempre in considerazione, sempre al centro delle attenzioni con le nostre manifestazioni, tant'è vero che il giorno 3 li abbiamo invitati per la manifestazione che ci sarà del 3 luglio, si celebra la breccia di Comitini, 3 luglio alle 18:30 saranno presenti i ragazzi della Cometa, li abbiamo rinvitati e abbiamo organizzato una manifestazione anche per giorno 13 luglio e poi concluderemo le manifestazioni con questi ragazzi per la settimana di San Giacomo.